Pietro Maso, che nel 1991 massacrò i genitori a Montecchia di Crosara, ospite TV di Maurizio Costanzo. Durante l'intervista Maso scoppia in lacrime più volte, immagini che hanno già indignato il popolo del web. 2 episodi di violenza familiare nel Vicentino, donne minacciate dagli ex mariti con un coltello. A Lusiana l'aggressore fugge con un revolver carico, ore di paura. Ieri l'ultimo saluto a Clelia Pellegrini, portata via da un tumore al cervello a soli 15 anni. Nella chiesa di Casieri il commosso saluto della famiglia, degli amici del Grest e i compagni dell'alberghiero. Ragazzino di 10 anni finito in ospedale dopo essere stato picchiato dai bulli nel bagno della scuola. L'istituto del Miranese avrebbe avviato un'indagine interna. Sull'autonomia c'è un'altra via, ne è convinta l'Emilia Romagna, che ha chiesto puntualmente quali competenze vorrebbe in un documento condiviso con le parti sociali presentato oggi al governo. La terribile strage di Las Vegas vista dagli occhi di 2 ragazzi trevigiani che si trovavano in un hotel vicino al concerto dell'orrore. Abbiamo sentito gli spari, poi la gente che urlava. Ha tentato di rapinare un'anziana a Marghera minacciandola con un coltello, la donna però ha reagito gridando. Il rapinatore è fuggito inseguito da alcuni residenti richiamati dalle urla dell'anziana. Buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione, racconto delle ultime ore. Come avete visto cominciamo da una vicenda di qualche anno fa. Pietro Maso, che per la prima volta si racconta in TV e lo fa con occhi lucidi, disposto, dice, a confessarsi senza corazze e maschere. Nel salotto di Maurizio Costanzo con il giornalista che lo incalza, lo ascolta e lo incalza nuovamente. L'intervista già registrata andrà in onda nei prossimi giorni, sta scatenando però reazioni e polemiche. Maso, lo vedete seduto in poltrona, camicia blu, sullo sfondo le foto di genitori, papà Antonio e mamma Maria Rosa, uccisi il 17 aprile del 1991 nella loro casa a Montecchia di Crosara, nel Veronese. Il promo mostra Maso mentre scoppia in lacrime, rivivendo quella sera in cui con 3 complici massacrò i genitori. Poi andarono tutti in discoteca, e tutto per l'eredità. Un ospite controverso per inaugurare una serie di interviste a personaggi famosi che ha attirato molte critiche dai telespettatori in queste ore. A chi interessa l'intervista di un assassino, si domandano, che una volta uscito dal carcere ha tentato anche di estorcere denaro alle 2 sorelle. Come dicevamo dunque la polemica già sul web. E a Lusiana il comprensorio di Asiago, paura per un 54enne che prima ha minacciato la moglie con un coltello e poi si è dato la fuga in macchina con un revolver carico. Ha puntato un coltello al petto della moglie, poi, ancora armato, è fuggito in macchina. Momenti di terrore, quelli vissuti domenica poco prima dell'1 da una 50enne di Lusiana, sull'altopiano di Asiago. Il marito 54enne soffrirebbe da tempo di uno stato confusionale e depressivo. Così la donna sotto shock ha raccontato ai carabinieri subito arrivati sul posto dopo la telefonata di una vicina di casa. Il dubbio era che l'uomo avesse con sé anche una pistola che da tempo sosteneva di aver rinvenuto. Una situazione potenzialmente molto pericolosa sia per il 54enne che per chiunque lo avesse incrociato sulla propria strada. Il 112 ha per questo inviato 2 equipaggi, la radiomobile e la stazione di Nove, alla ricerca del soggetto. Alle 15:30 la svolta col ritrovamento dell'auto in località Vitarolo, all'esterno di una trattoria. Il marito violento era all'interno, in macchina, un revolver carico e funzionante, un coltello e una corda annodata a forma di cappio. L'uomo mostrava evidenti segni di squilibrio. Sul posto è stata fatta arrivare un'ambulanza che ha trasportato il 54enne all'ospedale di Bassano, dove è stato ricoverato in psichiatria. Sequestrate anche diverse baionette della prima guerra mondiale e una carabina ad aria compressa rinvenute nell'abitazione. E l'uomo poi è stato arrestato dopo aver minacciato con un coltello invece la ex moglie. Vediamo. Atti persecutori e violenza privata sono le accuse che gravano su un 45enne vicentino arrestato ieri a Foggia dai carabinieri di Asiago. Le manette sono scattate come epilogo di una serata di paura iniziata intorno alle 21:30 quando l'operaio a bordo della sua auto blocca la vettura dell'ex moglie, dalla quale si è separato da qualche tempo. La donna scende e tra i due scoppia un'accesa discussione sulla loro situazione familiare. Dalle parole presto si passa ai fatti. Il 45enne estrae un coltello con il quale minaccia l'ex consorte che terrorizzata fugge trovando rifugio poco distante nelle abitazioni di alcuni parenti. Questi, dopo aver avvertito i carabinieri, riescono a strappare dalle mani dell'operaio il coltello. L'uomo si allontana ma viene raggiunto pochi metri dopo dai militari che lo arrestano. E poi gran paura per un episodio ancora da
comprendere. È avvenuto nella notte a Monfumo, una bomba che esplode di fronte alla casa di un imprenditore. Il grave gesto pare intimidatorio, appunto nella notte nel Trevigiano in via Bis, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno di fronte alla porta dell'abitazione di un imprenditore vitivinicolo trevigiano. In seguito alla deflagrazione la porta blindata è stata divelta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora indagano sull'episodio, tutti da accertare i contorni di questa vicenda, per ora avvolta nel giallo. E poi a Casier, nel Trevigiano, l'ultimo saluto a una quindicenne morta per un tumore al cervello che l'aveva colpita quando era in terza media. Ha lottato per 1 anno e mezzo contro il tumore che l'ha colpita. A soli 15 anni si è spenta Clelia Pellegrini, studentessa dell'Istituto Alberghiero di Lancenigo, che viveva con la famiglia a Casier. Ieri pomeriggio in centinaia hanno affollato la chiesa parrocchiale del comune alle porte di Treviso per dare l'ultimo saluto alla ragazza. Stretti attorno alla bara bianca, adornata di fiori gialli, il papà Sandro, la mamma Daniela, guardia carceraria alla casa circondariale di Santa Bona e i 5 fratelli di Clelia. Famiglia religiosa molto devota che ha ricevuto l'abbraccio degli amici della giovane, dai ragazzi del Grest ai compagni di classe. La terribile diagnosi del tumore che l'aveva colpita al cervello era arrivata quando la ragazza frequentava ancora la terza media. Aveva concluso le scuole dell'obbligo, si era iscritta all'alberghiero, cercava di portare avanti la sua vita malgrado le continue pesanti terapie. La malattia, le energie che iniziavano a mancare l'avevano infine costretta su una sedia a rotelle. La tua immagine sarà sempre una fiaccola accesa nel cuore di chi ti ha voluto bene, recitava l'epigrafe di Clelia. Torniamo ora alla notizia che abbiamo riportato ieri nei telegiornali di Venezia, delle violenze subite da un ragazzino straniero di 10 anni, finito all'ospedale per delle presunte botte alla testa che gli sarebbero state inferte da un gruppo di bulli italiani nella pausa di ricreazione a scuola. L'istituto, nella zona del Milanese, avrebbe avviato un'indagine interna mentre l'ufficio scolastico regionale non ha ricevuto al momento nessuna segnalazione. Il ragazzino al primo anno delle medie sarebbe stato raggiunto nei bagni della scuola da un gruppo di bulli più grandi di lui e sarebbe stato colpito al volto. Rientrato in classe si sarebbe sentito male, gli insegnanti hanno segnalato che il ragazzino non stava bene al padre e che era andato a prenderlo per portarlo a casa. Persistendo i dolori, giramenti di testa e sforzi di vomito, il genitore lo ha portato in ospedale a Milano, da dove è stato trasferito per maggiori controlli in ambulanza a nosocomio di Dolo, dove è stato trattenuto dopo gli accertamenti medici del caso per una notte in osservazione. Ora i temi della politica e dell'attualità, perché sull'autonomia c'è un'altra via, lo dicevamo, lo ripetevamo più volte in queste settimane nel dibattito, ed è quella scelta dall'Emilia Romagna. Ieri sera nel Vicentino per un appuntamento c'era il presidente di quella regione, Stefano Bonaccini, che poi ha discusso di questo, ha spiegato qual è la loro intenzione. Proprio oggi il testo approvato anche dalle parti sociali è in discussione al governo e con Zaia e Maroni svela lavoriamo bene insieme. Certo che questo voto plebiscitario forse può servire a qualcos'altro, dice Bonaccini. Sentiamo. Se chiedi tutte e 22 le competenze e chiede, come ho letto da Roberto, da Maroni, 25 circa miliardi di euro, che sarebbe l'intero bilancio, mi pare, circa la regione, qui si avvicina più alla secessione fiscale che alla richiesta di autonomia. L'autonomia secondo l'Emilia Romagna, la regione concorrente in questo momento sul percorso iniziato da Veneto e Lombardia, che andranno al voto il prossimo 22 ottobre, ma che viene citata a modello da certa parte del centro-sinistra, ha scelto una strada diversa. Qualche dubbio, se permette, a pochi mesi dalle elezioni politiche avviene che sia una scelta legittima di tentativo di consultazione plebiscitaria per provare a ottenere qualcosa che, come dire, venga speso su altri tavoli, non tanto su quelli della richiesta di autonomia. Nessun voto in Emilia, dunque, anche perché avrei dovuto spiegare ai miei cittadini perché toglievo dal bilancio 40 milioni di euro necessari alle elezioni. Invece, dice Bonaccini, abbiamo puntualmente indicato le competenze per cui chiediamo maggiore autonomia secondo quanto prevede la Costituzione. Mi accomuna l'idea che sia giunto il tempo in questo paese che chi è virtuoso possa avere delle premialità, però vanno indicate, secondo noi, le competenze che tu richiedi, che non possono essere tutte, devi indicare attraverso quelle quale possibile accordo col governo ricevi, perché, ripeto, poi in ultima istanza serve una legge approvata dal Parlamento. Ci provò la Lombardia di Formigoni, eppure fu poi il governo Berlusconi a fermare l'iter di autonomia. Perché dunque oggi succede questo? Si domanda Bonaccini ieri a Vicenza, senza dimenticare, dice, che alla fine servirà una legge del Parlamento a maggioranza assoluta. Il suo documento, approvato dalle parti sociali, è in discussione proprio oggi a Roma.
Va fatto in un'ottica di un paese che sia però solidale, e cioè che veda i territori più ricchi o più produttivi che non perdano di vista il senso di contributo a un paese che, se cresce tutto insieme, crescerà meglio e più velocemente. Poi la terribile strage di Las Vegas durante il concerto, vista dagli occhi di due trevigiani che si trovavano in un hotel della zona. Nel giro di penso 30 secondi, un minuto, la strada era ormai piena dalle forze dell'ordine, e però si continuavano a sentire gli spari a raffica, e a un certo punto abbiamo cominciato ad aver paura, si cominciava a vedere la gente che correva, che cominciava a correre all'interno del nostro albergo anche, e così abbiamo fatto anche noi, insomma ci siamo rifugiati in camera. Siamo rimasti lì circa tutta la notte. Vicini all'orrore. Fabio Lunardelli e Mauro Simoni, 28 anni e 29 anni, di Mansuè, a 400 metri da quell'onda terribile di spari. Due ragazzi trevigiani a Las Vegas. Vicini all'orrore dei proiettili che arrivavano come saette sulla folla, il rumore terribile della morte e delle urla. Las Vegas, concerto a Route 91 Harvest Festival, 40.000 persone presenti quando dalle finestre del Mandalay Bay Hotel Stephen Paddock scatena la furia delle armi, colpi di mitra sulla folla, 58 morti e 400 feriti, la più sanguinosa sparatoria della storia americana. Ieri sera eravamo molto vicini, alloggiavamo all'hotel Excalibur, che è praticamente adiacente al Mandalay Bay. Siamo usciti verso le 10 di sera per andare a cena, e dal pontile, uscendo dall'albergo, abbiamo sentito appunto questa raffica di spari, che poi all'inizio non abbiamo ben realizzato se fossero degli spari o meno, perché qui la città è molto caotica, è piena di rumore, di sirene. Il 64enne Paddock si è tolto la vita poco dopo, americano del Nevada. Secondo l'ISIS però si tratterebbe di un convertito, tanto che lo Stato islamico ha rivendicato la paternità dell'attentato. Notizia ancora da verificare, ma se venisse confermata la radicalizzazione di Paddock e la sua affiliazione a Daesh, sarebbe a tutti gli effetti da considerarsi un lupo solitario, anche se nel suo discorso alla nazione dopo la strage il presidente Trump ha evitato la parola terrorismo. Intanto Fabio e Mauro stanno per tornare con in mente istantanee terribili di questa notte. In ascensore abbiamo trovato ad esempio due ragazze che erano visibilmente scosse. E una delle due piangeva, aveva il telefono in mano, stava cercando ci ha detto di chiamare suo fratello. E poi un episodio invece che riguarda Marghera, la misura colma lì, dove chi vuole commettere un crimine deve fare i conti con una popolazione ormai esasperata, disposta a tutto, come è accaduto nelle ultime ore. L'intervento di un gruppo di residenti di via Pasini ha mandato all'aria la progettata rapina di un malvivente ai danni di un'anziana signora. Minacciata con un coltello mentre passeggiava tranquillamente per strada intorno alle 8 di sera, la donna si è messa a urlare e invocare aiuto. Il rapinatore, descritto come un giovane nordafricano, guardandosi intorno si è reso conto che alcuni passanti avevano cominciato a correre nella sua direzione e si è dato alla fuga. Inseguito da tutto il quartiere, compresa la sua mancata vittima, si è lanciato in una corsa a rotta di collo ed è riuscito a distanziare la folla al tempo sufficiente per far perdere le sue tracce. Sul posto sono poi arrivate le volanti della questura che hanno diramato la descrizione del bandito alle altre pattuglie di servizio in città. La caccia all'uomo si è però conclusa con un nulla di fatto. Ora la gara di auto a folle velocità, dunque due neopatentati nella zona industriale di Padova rischiano una multa salatissima. Una gara a folle velocità tra due neopatentati. Domenica notte due ragazzi, un 19enne e un 21enne di Legnaro e Ponte San Nicolò, sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi dalla polizia a correre a folle velocità, gareggiando tra di loro. I due ragazzi hanno percorso via Vigonovese, poi hanno inforcato contromano alla rotonda di via Uruguay. Intercettati dalla polizia non si sono fermati, all'altezza del ponte sul Bacchiglione sono stati bloccati, erano un po' stralunati. I medici ora accerteranno, saranno sotto l'effetto di alcol o droga. Intanto le loro auto sono state sequestrate e rischiano una multa che va dai 5.000 ai 20.000 euro. Il piano centro a Treviso invece torna l'allarme borseggi, 2 episodi in poche ore.
Il borsello appoggiato sulla panchina mentre mangiavano un gelato, il portafoglio riposto nella borsa dopo aver fatto la spesa. Sono 2 i borseggi messi a segno ieri pomeriggio in centro a Treviso. Il primo in via San Nicolò, protagonista una coppia di sessantenni. I 2, dopo aver comprato un gelato, si sono seduti a consumarlo su una panchina a 2 passi da Piazza Vittoria, quando all'improvviso un giovane è passato accanto alla panchina, ha arraffato il borsello ed è fuggito. Inutili i tentativi di acciuffarlo da parte di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto anche la volante della polizia che poco distante ha ritrovato la borsa, naturalmente vuota, nessuna traccia del ladro. L'altro episodio si è verificato nei pressi di un supermercato a Borgo Cavalli. Anche in questo caso il borseggiatore ha agito con velocità e destrezza. L'anziana sotto shock ha chiamato le forze dell'ordine, che ancora una volta richiamano soprattutto gli anziani, più facili prede di furti e truffe, a fare la massima attenzione. Ora l'incomprensibile gesto di un gruppo di delinquenti contro il monumento ai ciechi in centro San Donà di Piave. Senza vergogna gli ignoti vandali che hanno distrutto nottetempo il monumento innalzato nel 2001 ai ciechi di guerra nel Parco San Marco a San Donà di Piave. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno visionando le telecamere di sorveglianza attive nella zona. Il monumento al cieco di guerra rappresenta una categoria di cittadini viventi e presenti nel contesto sociale del paese come realtà riconosciuta, rispettata e organizzata, spiegarono a suo tempo gli autori dell'iniziativa. Un emblema di vita perché ci dà consapevolezza del nostro passato, ci conforta nelle difficoltà del presente e ci aiuta a credere nel futuro. E poi ulteriori dettagli su quella vicenda che ha dell'incredibile, pensavo fosse amore, invece più che un calesse era veramente una costosissima fregatura. Da Vicenza. Ci sono almeno altri 7 indagati, ma la lista potrebbe essere molto più lunga nell'indagine che ha portato all'arresto per corruzione in atti giudiziari del funzionario del Tribunale di Vicenza, il 54enne bassanese Stefano Tito Maglio, e dell'ingegnere di Marano Vicentino, Antonio Nicastro, 55 anni, docente all'Istituto Berico Canova. I 2 incastrati in flagranza durante la cessione di una mazzetta. Gli investigatori della procura hanno documentato fotogramma per fotogramma tutte le mazzette ricevute nel corso dei mesi dall'ex guardialinee della Serie A, volto noto della trasmissione sportiva di TV a Vicenza. Lunedì Tito Maglio e Nicastro dovranno presentarsi davanti al GIP per l'interrogatorio. Ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo con altri aggiornamenti. Vi aspettiamo. Torniamo in diretta, nuova giornata difficile lungo la A4, ieri ricorderete l'incidente registrato nel pomeriggio all'altezza di Cessalto che ha coinvolto un trattore il cui rimorchio che trasportava carta si è incendiato, con l'autostrada chiusa per diverse ore fino alle 19:30. Anche oggi si registrano diversi disagi nel tratto compreso fra Villesse e San Giorgio di Nogaro, dovute a un accumulo di mezzi pesanti in arrivo da oltre confine che transitano lungo la A23. Rallentamenti all'altezza della confluenza con la A4 in direzione Venezia questa mattina. Centinaia le circolari arrivate via mail o WhatsApp ai docenti dell'Istituto Pertini di Campo San Piero nell'Alta Padovana. A denunciarlo i sindacati. Vediamo cosa succede. Email, messaggi WhatsApp, SMS, quasi un attacco social alla privacy e al diritto di avere una vita al di fuori del lavoro, quello cui sarebbero stati sottoposti nell'anno scolastico appena archiviato i docenti dell'Istituto Superiore Newton Pertini di Campo San Piero. A puntare il dito contro quella che definiscono un'invasione digitale la FLC-CGIL nel corso di un convegno. In totale i messaggi ricevuti dai prof monterebbero a 725, tutte circolari in formato digitale che avrebbero costretto gli insegnanti a non perdere di vista il loro supporto digitale in attesa di qualche convocazione, informativa, notizia o spostamento di riunione fissata. L'ultima circolare, numero 725, appunto, convocava gli insegnanti per la prima riunione di settembre, mettendo la parola fine all'annus horribilis. Che si ponga in atto qualche aggiustamento lo chiedono i sindacati che hanno ricevuto numerose segnalazioni da parte di docenti, non solo dell'Istituto dell'Alta ma di tutto il territorio veneto. Diverse le posizioni dei prof, precisa la replica del dirigente scolastico dell'istituto incriminato che invoca la trasparenza e la correttezza dell'informazione e precisa che ogni documento è stato inviato su temi legati al servizio in orario di servizio. Un esempio improprio, quello del suo istituto, aggiunge, tant'è, l'invasione digitale è una realtà, ai vari istituti trovare il modo migliore per utilizzarla.
Aeroporto Canova chiuso da mercoledì per 2 settimane, parliamo di Treviso ovviamente, di questo ma anche della crisi di Ryanair, di un nuovo progetto di promozione turistica si è discusso ieri nel corso di un incontro con La Stampa. Una ristrutturazione e una manutenzione della pista. Aeroporto Canova di San Giuseppe chiuso per lavori alla pista da mercoledì 4 ottobre. Uno stop di 2 settimane ai voli, riapertura prevista il 18 ottobre, con aerei e viaggiatori dirottati al Marco Polo di Venezia e relativo surplus di passeggeri. Il collegamento tra i due aeroporti sarà garantito da bus di linea che faranno spola da San Giuseppe alla stazione e da lì a Tessera. Il tutto mentre le incertezze sul futuro di Ryanair pesano anche sul futuro del Canova, anche se Gianni Garatti, presidente di AIR3 e del consorzio di promozione turistica Marca Treviso, non si scompone. Ma qualche volo in meno, come sappiamo tutti, come sapete meglio di noi, evidentemente, però magari qualcun altro viene sostituito. Adesso gli eventi ci stanno susseguendo uno dopo l'altro. Intanto lo scalo trevigiano apre una nuova vetrina sul territorio grazie al progetto Calici di Asolo Prosecco e Montello di OCG con sapori di rosso di Treviso tra arte e storia nel giardino di Venezia. Una mappa interattiva del territorio di Asolo e Montebelluna con cantine, ristoranti e alberghi utile al turista che arrivi nella Marca. Creare ricchezza sul territorio è un modo per mitigare l'impatto che la stessa presenza dell'aeroporto e un suo futuro ampliamento hanno sulla popolazione. Io credo che l'aeroporto a Treviso sia fondamentale. Mi rendo anche altresì conto che però l'aeroporto porta dei disagi alla popolazione e quindi è fondamentale che l'aeroporto di Treviso lasci qualcosa sul territorio. Solo così la gente può accettare il disagio di avere un aeroporto vedendone d'altro canto benefici legati a posti di lavoro e ricchezza. E a proposito di infrastrutture, questa invece è una vera rivoluzione. Parliamo del sottopasso di via Bezzecca, quartiere Montà a Padova, atteso da decenni. Verrà inaugurato nelle prossime ore. Lunedì 16 ottobre apriamo finalmente il sottopasso di via Bezzecca. L'annuncio è di quelli storici per i tanti automobilisti padovani e non solo, per i quali il percorso dal quartiere Montà al centro si incaglia quotidianamente nel doppio passaggio a livello di via Bezzecca, uno storico tallone d'Achille della viabilità cittadina caratterizzato da attese interminabili quanto le code di automobili che regolarmente lo caratterizzano. Capita spesso di trovarli anche solo per andare a comprare le sigarette, la trovi chiusa all'andata e poi anche il ritorno, no? Ieri sono stata qua un'ora ferma. Una situazione che ora dovrebbe essere risolta una volta per tutte. Sono stati col fiato sul collo all'impresa, alle ferrovie che stanno ultimando i lavori. Tutte le auto che oggi si incolonnano di fronte alle sbarre chiuse di via Bezzecca invece troveranno una via scorrevole attraverso il sottopasso. Molto più complicata sembra invece la situazione del sottopasso di via Avanzo, come vi abbiamo già mostrato nei nostri telegiornali. Anche qui l'interlocutore del comune sono le ferrovie. I lavori di quello che oramai è diventato un cantiere subacqueo appaiono in stallo. Oggi sono bloccati di fronte a delle infiltrazioni di acque che non gli consentono più di proseguire i lavori. Ho chiesto anche lì tempi serrati perché è necessario individuare subito una soluzione che poi dia tempi certi. Anche perché sennò dal 16 ottobre servirà la maschera e il tubo ovviamente per passare. Allora, vi ricordiamo il cartello, lo dico ad antenna, cioè la possibilità di scriverci, contattarci per segnalare un problema a cui non trovate soluzioni da soli, lo raccontate, cerchiamo una via insieme, redazione @antena3.it, telefono 0422 023 0898, un sms al 351 1755 340. Resta il tempo di dirmi invece quali sono gli ospiti delle nostre trasmissioni oggi. Tra poco c'è ore 13 con Francesca Bozza, si parlerà di giovani e lavoro con l'imprenditore Nisio Lenzini e Valerio Furlanetto del CISL Scuola Belluno Treviso. Questa sera 20:10, temi migrazione ovviamente e referendum sull'autonomia con una serie di novità. Ci saranno il consigliere regionale Graziano Azzalin del Partito Democratico e il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin, ospiti in studio a 20:10. È tutto, ora le previsioni meteo per le prossime ore con Alice Montagnar, ci rivediamo a partire dalle 18:30, buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.
Tempo instabile sulle nostre regioni, ma scopriamo meglio con il dettaglio dove pioverà. Sul Veneto mattinata con più nubi e qualche rovescio sui settori alpini più settentrionali, tempo migliore altrove. Nuvolosità più diffusa a partire dal pomeriggio con piogge e rovesci sparsi sulle aree centro-orientali in genere, più soleggiato il veronese. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime saranno comprese tra i 15 e i 20 gradi circa, valori minimi tra 12 e 14 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà diffusamente nuvoloso con piogge sparse un po' ovunque, ma migliora in serata. Le temperature massime saranno oscillanti tra i 15 e i 20 gradi, valori minimi sui 12-13 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà diffusamente instabile, molte nubi con rovesci sparsi sin dal mattino, fenomeni più diffusi sui settori centro-settentrionali, meglio altrove con più sole. Temperature massime sui 20 gradi, minime sui 14-15 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli e meridionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.